abbiamo visto che sono entrati di notte e stanno facendo un po' la ricerca delle telecamere della zona per vedere appunto se riescono a ricostruire, penso, le ultime ore prima della morte. Sono indagini a 360 gradi, come si evince anche dalle testimonianze, quelle dei carabinieri, per far luce sul giallo intorno alla morte di Roberto Basso, il tabaccaio 64enne trovato lunedì mattina dal fratello Andrea in una pozza di sangue al piano terra della sua abitazione in via Antiche Mura a Jesolo. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo per omicidio, ma il caso è ancora avvolto nel mistero. Basso, infatti, sarebbe stato trovato con segni sul collo compatibili a quelli dello strangolamento e, secondo i primi rilievi effettuati dal medico legale, potrebbe essere morto per alcuni colpi alla testa, inferti da un corpo contundente che si sta cercando tra le 22 e le 24 di domenica notte. Solo l'autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Cristina Mazzarolo, potrà però stabilire con certezza cosa sia accaduto. Ancora molti i dubbi al momento. Il lasso di tempo di circa un'ora da quando il fratello l'ha trovato a quando ha dato l'allarme. L'ipotesi di una rapina andata a male, come teme anche chi lavora accanto al 64enne, ma non si esclude nemmeno quella del delitto passionale. Tenendo conto che in questo periodo la stagione non è ancora partita del tutto, quindi non ci sono ancora molte persone che arrivano, le prime ipotesi che diciamo tra di noi, tra clienti, tra colleghi, è che probabilmente, se si tratta appunto di un omicidio a scopo di rapina, forse era una persona che lo conosceva, comunque che sapeva le sue abitudini, tenendo conto che abitava su una zona isolata lui. Quindi probabile sì che, essendo un omicidio avvenuto di sera, magari il ladro dice ci avrà l'incasso del fine settimana, quindi pensava magari di poter rubargli l'incasso del weekend. Dopo un sopralluogo in casa dove alcune stanze sono state trovate sottosopra, gli investigatori, che si sono avvalsi anche dell'utilizzo di un drone scandagliando i campi circostanti per trovare ogni traccia possibile, si sono spostati nella tabaccheria di Piazza Marina, ora posta sotto sequestro, dove alcuni testimoni dicono di aver visto una luce accesa alle primissime ore dell'alba. Da chiarire anche come mai il portone d'ingresso dell'abitazione di via Antiche Mura fosse bloccato a chiave dall'interno, gli infissi serrati tranne forse una finestrella secondaria semi-rotta. Dettagli al vaglio degli investigatori, mentre tra chi conosceva Roberto e tra i suoi familiari resta lo shock, la perdita di una persona che tutti, come la cugina vicina di casa, definiscono buona e riservata. Persona tranquilla. Lui aveva la sua attività in spiaggia, quindi andava via a mattina, veniva a casa a mezzogiorno, si arrangiava per le sue cose, tornava a lavorare al pomeriggio, tornava a casa, sempre così, questa era la sua vita.